Euroregione.news. Gemelli Diversi Cup, Baskin a Turiacco. Sempre forti emozioni e grande gioia vedendo il vero sport inclusivo, senza barriere, senza nessuna differenza o distinzione. Si è svolto il primo torneo nazionale nel Palasport di Turiacco, Gemelli Diversi Cup, ed è stato un triangolare tra la squadra marchigiana di Valle Foglia, Pesaro Urbino, la Casa di Oz, la Muggesana Baskinter Club e gli organizzatori con la squadra di casa Carpe Diem di Turiacco, con la presidente Paola Ferfoglia. Primo torneo Gemelli Diversi Cup che riguarda il baskin, ovviamente, no? Abbiamo la nostra squadra di baskin che si confronta con altre due squadre, una nostra ospite già da alcuni giorni che viene dalla regione Marche e quindi in qualche modo ci gemelleremo. Il torneo è a livello interregionale e nazionale perché abbiamo patrocinio nazionale, nonché insomma quello dei vari comuni. Ed è un'esperienza meravigliosa perché io dico parliamo di diversità, ma la diversità è quella degli altri e non quella delle persone che sono qui dentro e che sono normodotati disabili che giocano insieme, e questo è il nostro scopo. È importante perché è un modo per stare insieme, è un modo inclusivo per stare insieme. Qui ci differenzia veramente solo il ruolo. Sono tutti atleti, non ci piace definirli troppo normodotati, persone con disabilità. Qui sono tutti atleti, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie capacità, un senso di fratellanza unico, direi, non solamente all'interno della stessa squadra ma anche con le altre compagini, che si è dimostrato ancora di più forse con la squadra di Pesaro Urbino con cui siamo insieme da venerdì, quindi siamo felici di ospitarli. E poi con la compagine di Muggia con cui c'è un rapporto di amicizia, di gioco e di sportività già da alcuni anni in campionato ma non solo, e quindi è bello festeggiare questo primo torneo, questa prima edizione di tante altre, sperando ovviamente di poter vincere, questo sì, perché il baskin è bello proprio perché non c'è, le regole vengono rispettate, appunto ognuno per le proprie capacità, e quindi è importante dare il senso comunque anche alla vittoria, potendolo a festeggiare comunque insieme. Baskin intanto è una disciplina che ormai da qualche anno è presente in Italia, è stato inventato da due professori che avevano praticamente i figli con dei problemi e hanno pensato che anche i loro figli potevano fare dello sport importante, quindi il baskin è esattamente lo sport italiano che adesso si sta diffondendo in Europa per la capacità di tanti presidenti, di tanti delegati che si occupano appunto di diffondere l'inclusività. In Friuli Venezia Giulia le squadre stanno aumentando, nella provincia di Gorizia ancora ci siamo solo noi. Apriremo una nuova squadra a Monfalcone il prossimo anno, sperando appunto che possa avere poi il successo anche di questa, ma soprattutto per dare l'idea che esiste anche lo sport alternativo ed è uno sport importante, Comitato Paralimpico, quindi siamo orgogliosi di farlo. Intanto devo ringraziare l'Ente Nazionale Sport Inclusivi che ci ha dato patrocinio sicuramente, i delegati della Regione Marche e del Friuli Venezia Giulia, le squadre che hanno partecipato, i sindaci di Turiacco dove in questo momento giochiamo, ma anche di San Canzian di Zonz dove abbiamo la sede legale. Ringrazio gli sponsor, ringrazio Percorso Sicurezza sicuramente, che poi insomma il titolare lo abbiamo qui, quindi Paolo Grossa fa anche parte del nostro direttivo, quindi è già un gemellaggio tra di noi. Ringrazio la Banca Venezia Giulia che sempre ci accompagna, e Boato, l'azienda Boato International, che ha portato i propri dipendenti e il proprio staff a vedere queste partite, quando siamo veramente orgogliosi di far parte di un territorio che è inclusivo per se stesso, quindi è molto attento e sensibile a questi temi. Questi ragazzi normodotati assieme ai disabili meritano il nostro supporto. Boato continuerà a supportare la squadra, supportare il territorio. La disabilità è una cosa che non si sceglie, ti capita, e noi che abbiamo la fortuna di poterli supportare siamo qui e lo faremo sempre. Credo sia una bellissima iniziativa della nuova basket di Zonzo e di Carpe Diem Turiacco.
Siamo partiti con un progetto di basket inclusivo diversi anni fa, quando questa era la quarta società e io ero sindaco del paese, ci si chiedeva cosa sta succedendo e cosa state mettendo in piedi. Era la quarta squadra, adesso siamo a una dozzina di squadre in regione che hanno dimostrato che un approccio inclusivo con al centro lo sport è possibile e gratifica tutti i partecipanti, uomini, donne, normodotati cosiddetti e persone con disabilità. Credo che sia la finalità più alta che lo sport possa dare, e credo che l'esperienza che loro hanno messo in campo anche con questo triangolare sia un valore aggiunto per tutto il Friuli Venezia Giulia. Da Turiaco, Gorizia, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news